Buongiorno carissimi amici e bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi a farvi compagnia ci sono io, Martina Areolone, e andremo insieme a leggere le principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Siamo a venerdì 18 giugno, partiamo quest'oggi con il Gazzettino ed ecco la prima pagina dell'edizione di Belluno, al centro in prima appunto la tematica riguardante il treno delle Dolomiti, scelto il Cadore. La regione preferisce il tracciato per Cortina della Valboite con una forchetta che partirà da Calalzo e finirà ad Auronzo. Per completarlo serviranno 15 anni, costerà oltre 800 milioni. L'assessore De Berti, la vera sfida è costruire un progetto sostenibile. Ieri c'è stato infatti l'incontro fra l'assessore regionale Elisa De Berti e i sindaci, poi un punto stampa e si legge nel lancio del Gazzettino: scelto progetto definitivo. Il treno delle Dolomiti arriverà a Cortina per la Valboite e ci sarà un prolungamento anche da Calalzo ad Auronzo di Cadore. Senza giri di parole, al termine di un incontro estenuante con i sindaci del territorio Villapat di Sedico, l'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti ha tracciato punto per punto ha svelato punto per punto il tracciato che permetterà di collegare Belluno e quindi Venezia alla Regina delle Dolomiti, e c'è un lungo approfondimento che è a cura di Davide Piol. Andiamo a leggere: ci vorranno 15 anni e 840 milioni. La regione ha scelto la Valboita appunto e chiede l'unità del territorio. Lo studio anche la linea luxottica da Belluno fino ad Agordo. L'assessore Elisa De Berti ieri a Villapat: la vera sfida non è dove realizzarlo perché la ferrovia da sola non basta, ha detto. Scelto appunto il progetto definitivo, lo leggevamo prima. Il treno delle Dolomiti arriverà a Cortina per la Valboite e ci sarà un prolungamento anche a Calalzo da Calalzo ad Auronzo di Cadore. L'articolo prosegue poi appunto ricordando che 2 proposte delle 4 sono state scartate per costi troppo elevati e gallerie troppo lunghe. La scelta finale è ricaduta su un progetto che sembra accontentare la provincia da nord a sud e che costerà 840 milioni. Il percorso avrà una forma a Y, la parte inferiore rappresenta la linea ferroviaria già presente Belluno-Calalzo, passando per Ponte nelle Alpi, Polpet, Fortogna, Lungarone Zoldo, Ospitale e Perarolo. Poi le rotaie subiranno una biforcazione. Da una parte si andrà a Cortina d'Ampezzo attraversando la Val del Boite, quindi le stazioni di Pieve di Cadore, Valle, Venas, Vodo, Borca, San Vito, Zuel, e dall'altra parte si raggiungerà invece Auronzo di Cadore attraverso Domegge, Lozzo di Cadore e Santa Caterina. Il primo tratto di 30 km costerà 600 milioni di euro, mentre il secondo di 15 km avrà un costo di 240 milioni di euro. Ma quanto ci vorrà per realizzare questo percorso? Almeno 15 anni, e solo nell'ipotesi in cui, tra l'altro, tutto prosegue per il verso giusto e nell'estate 2020 arrivi l'ok al progetto da parte di RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Qui bisogna costruire ex novo, ha spiegato l'ingegnere Moroder, incaricato dalla regione per lo studio dei vari progetti. Bisognerà trovare un sistema perché se si usano quelli tradizionali si rischia di non finire mai. Solo la fase di progettazione, valutazione ambientale, eccetera, porta via 15 anni. Il primo convoglio aveva percorso la tratta Calalzo-Cortina d'Obiaco nel lontano 15 luglio 1921, poi l'avvento dell'automobile aveva portato a un rapido declino della ferrovia e il 13 marzo 62 era stata chiusa. Ora si vuole invertire quella tendenza e fare in modo che i bellunesi e i turisti scelgano il treno al posto dell'auto, quindi non solo per i turisti. Spendere 840 milioni di euro, ha chiarito De Berti, avere i treni vuoti non ha senso, passeremo alla storia come quelli che sono riusciti a fare il più grande spreco del secolo. La vera sfida non è il dove farlo, ma costruire un progetto intorno al treno, insomma, che venga utilizzato, che ci sia una sostenibilità economica dell'infrastruttura. Ora partiranno 2 coordinamenti, uno regionale e uno provinciale, con i sindaci del territorio. Ho già in discussione un protocollo d'intesa, ha spiegato De Berti, che vede interessati la provincia di Belluno, la regione e RFI, per andare avanti con l'approfondimento tecnico. Ci siamo dati un anno dalla firma di questo protocollo, che dovrebbe avvenire a luglio. Abbiamo bisogno di raccogliere i dati sulla mobilità e ci serve l'aiuto di tutto il territorio. Oltre al treno delle Dolomiti sarà valutato un altro iter su rotaia, quello da Belluno ad Agordo, il tragitto fino a Cortina, passando per Lagordino, è stato infatti bocciato. È giusto fare approfondimenti ulteriori sulla Gordino, ha sottolineato il presidente della provincia Roberto Padrin. C'è anche una valenza turistica e luxottica che dà lavoro a tantissime persone. E c'è anche un altro articolo che riguarda
il tracciato appunto a Gordino e le dichiarazioni del presidente del comitato a Gordino, Selva Moretti, secondo il quale quella di ieri non è stata una sconfitta. Il sindaco di Roccapietro Andrea De Bernardini: e temo che la mia generazione non vedrà i convogli. E nel titolone si legge: nessuna bocciatura, il nostro progetto è stato apprezzato. Per il treno via Valle del Cordevole promozione a metà, nei nostri confronti non c'è stata alcuna bocciatura, anzi buoni apprezzamenti verso il progetto e una porta aperta, dimenticando Cortina, verso la strada Belluno-Agordo e anche magari in un secondo momento per quella tra Agordo e Caprile. Una linea ferroviaria quindi che per gli agordini e i nostri ospiti siamo moderatamente soddisfatti, dice Paolo Selva Moretti, presidente del comitato Gordino, che ieri a Villa Pata era presente non in queste vesti ma in quelle di consigliere di minoranza del comune di Agordo. L'incontro di ieri a Villa Pata è stato recepito dagli agordini come una mezza vittoria, anche perché di vincitori veri non ce ne sono stati, ha detto Selva Moretti. L'articolo in questo caso è di Raffaella Gabrieli. Tutte le proposte che vanno a favore dell'Agordino, dice Andrea De Bernardin, sindaco di Roccapietro, non possono che trovare il mio favore, come nel caso del treno via Val Cordevole, che potrebbe andare incontro alle necessità dei residenti e incentivare il turismo. Un altro articolo ricorda poi quelle che erano le ipotesi e diversi tempi di percorrenza. Erano 4 le ipotesi sul tavolo della regione, 4 percorsi che potrebbero collegare in modo diverso la pianura alla montagna e in futuro dar vita al treno delle Dolomiti. Il primo riguarda il passaggio per la Valle del Boite per un tracciato totale di 69,5 km. Il tempo di percorrenza da Ponte nelle Alpi a Cortina sarebbe di 1 ora e 25 minuti. La seconda proposta, arrivata sempre dagli uffici regionali, prevede il passaggio del treno delle Dolomiti per la Valle del Boite. Da Calalzo raggiungerebbe Cortina da un pezzo, passando per Auronzo di Cadore per la Val d'Ansiei, per poi concludersi con un tunnel che partirebbe da San Marco. In questo caso si tratterebbe di un tracciato di 84 km. Il tempo di percorrenza sarebbe di 1 ora e 35 minuti. La terza ipotesi, una sorta di tracciato tra il primo una sorta di unione tra il primo e il secondo tracciato, con il treno che passerebbe per Auronzo di Cadore, andrebbe verso una galleria, spunterebbe nella Valle del Boite, così da riservare una fermata a San Vito per poi procedere verso Cortina d'Ampezzo. In questo caso si parlerebbe di 1 ora e 50 minuti. La quarta e ultima proposta, emersa per ultima, è il risultato del lavoro svolto dal Comitato Ferrovia delle Dolomiti Bellunesi e il progetto si chiama Treno delle Dolomiti Venezia-Cortina lungo la Valle del Cordevole. 1 ora e 5 minuti. Queste erano le proposte messe sul tavolo. Ieri la De Berti appunto ha scelto il tracciato che è quello della Val Boite per la Val Boite. Cambiamo argomento, rimaniamo sempre al Gazzettino. In questo caso parliamo di Cortina, di altre sempre infrastrutture e ci spostiamo, non parliamo del treno ma di altro. Droni per portare persone, sarà a fiamme Silverti Porto, sopralluogo dei tecnici di ENAC e Save con il sindaco nell'area dell'ex aeroporto. Al progetto si sta lavorando in ottica mobilità nel contesto delle Olimpiadi e si parla appunto della rinascita dell'eliporto di Fiammes, come si legge nell'articolo di Marco Di Bona, che potrà prevedere anche l'inserimento nella struttura di un'area destinata al decollo e atterraggio di droni elettrici destinati anche al trasporto di persone in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. È stato lo stimolante argomento di un incontro fra l'amministrazione comunale ampezzana, i vertici del nord-est dell'Ente Nazionale Aviazione Civile con rappresentanti della società Save che gestisce l'aeroporto di Venezia. Sono progetti strategici futuri, ma neanche poi tanto perché la tecnologia è già pronta. Mancano invece le regole per il volo, ha detto il sindaco di Cortina Gianpietro Gredina. Nel nord Italia la situazione è molto avanzata, qui è stato individuato un hub fra Milano, Venezia e Cortina dove introdurre la nuova tecnologia dei droni e si legge, per chi volesse approfondire c'è questo articolo di Marco Di Bona. Lasciamo un attimo le pagine bellunesi e torniamo indietro alle pagine nazionali, sempre del Gazzettino, e si parla in questo caso di Covid e del ritorno alla normalità. In farmacia o con un SMS il Green Pass già disponibile. Il certificato per accedere ai eventi pubblici e viaggiare nell'Unione Europea, Draghi ha firmato il DPCM, formato digitale o cartaceo, oggi il parere del CTS sui balli in discoteca dal 1 luglio.
Da ieri è disponibile gratuitamente online il Digital Green Pass. Dopo giorni di attesa, Mario Draghi ha infatti firmato il DPCM che definisce la modalità di rilascio delle certificazioni verdi digitali Covid-19. Un documento, spiegano a Palazzo Chigi e al Ministero della Salute, che faciliterà la partecipazione ad eventi pubblici come fiere, concerti, gare sportive, feste in occasione di cerimonie religiose e civili, l'accesso alle case di riposo e gli spostamenti in entrata e uscita dai territori eventualmente classificati in zona arancione o zona rossa. E non solo, dal 1° luglio che è in possesso del Green Pass potrà forse andare a ballare in discoteca. Oggi ci sarà il verdetto del Comitato Tecnico Scientifico. Con la firma del DPCM si realizzano le condizioni per l'operatività del regolamento europeo sul Digital Green Pass, che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali in tutti i paesi dell'Unione Europea. Il Green Pass non sostituisce né sostituirà la documentazione cartacea. Per venire incontro alla popolazione più anziana o a chi non dispone di PC, tablet o smartphone, il governo ha stabilito che in alternativa alla versione digitale la certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria. Quindi il Green Pass sia in versione digitale che cartacea. Chiudiamo il Gazzettino e ci spostiamo al Corriere delle Alpi, altro quotidiano locale. Anche qui l'argomento che regge l'edizione è quello del treno delle Dolomiti, binari lungo la Valboite, ma servono i passeggeri. La regione ha scelto il tracciato del Venezia Cortina, nel progetto una deviazione per Auronzo, un anno per iscrivere i piani della mobilità provinciale e trovare un bacino d'utenza sufficiente, quello che leggevamo prima anche sul Gazzettino. Sì, al progetto, però deve essere anche sostenibile dal punto di vista economico, ossia devono esserci passeggeri che utilizzino il treno, altrimenti si andrà in perdita. E ieri c'è stato un incontro da Mattarella per le Olimpiadi di Cortina, all'Agenzia Speciale anche gli impianti sportivi. L'obiettivo è accelerare e bruciare le tappe della burocrazia per evitare la figuraccia di non riuscire a completare le opere entro il 2026. Andremo poi a leggerlo. Passi in avanti per salvare ACC, un altro argomento. Zaia da Giorgetti, c'è ottimismo. Ieri c'è stato un incontro appunto fra il presidente del Veneto e il ministro dello sviluppo economico e si è parlato di ACC. Poi è arrivata anche l'annuncio di D'Incà sulla firma da parte del Mise al decreto attuativo che dà appunto attuazione all'articolo 37 del decreto sostegni, che permette di poter dare la liquidità necessaria ad ACC. E sempre dalla prima del Corriere delle Alpi, cartellone estivo e venerdì Feltrini sotto le stelle, tornano musica e shopping serale. Andremo a leggere a breve l'articolo. E poi ancora i dati che riguardano il Covid in provincia. Il Comelico è libero dal Covid, buon viatico per il turismo, una buona notizia. Anche qui sul Corriere delle Alpi c'è un articolo che riguarda il decreto sul Green Pass, eventi e viaggi senza vincoli. Abbiamo letto appena adesso sul Gazzettino l'articolo. E per quanto riguarda il turismo bianco in provincia di Belluno, Palazzo Piloni ha dato il via all'erogazione dei 500.000 euro per gli impianti di risalita. 27 sono le strutture interessate. E purtroppo c'è una brutta notizia: travolto in bici da un'auto, ragazzino gravissimo. Lo schianto mentre se ne va in bicicletta, investito e sbalzato a terra da una mini minor che viaggiava lungo la Gordina. Un ragazzo di 16 è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Treviso e andremo a breve a leggere l'articolo. Ci fermiamo prima un attimo alla buona notizia che riguarda il Covid. Nessun positivo, il Comelico è Covid free. 35 sono i comuni senza contagiati. Buone notizie per la stagione turistica, ancora casi a Belluno, Feltre e Cortina. 35 comuni bellunesi su 61 sono Covid free e sono per lo più piccoli comuni a vocazione turistica. Sono numeri che fanno ben sperare che la stagione estiva del turismo porta a partire in un contesto di sicurezza, ha detto il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti. La buona notizia riguarda in primis tutto il Comelico, dove, come si ricorderà, nell'ottobre scorso era partito il primo focolaio di coronavirus che poi ha portato a propagarsi del virus nel bellunese. Finalmente quindi i 5 comuni del Comelico non presentano alcun caso di contagio, quindi decisamente una buona notizia. Andiamo avanti e cambiamo nuovamente argomento. In questo caso parliamo delle Olimpiadi, siamo a pagina 13
del Corriere delle Alpi. Giochi di Cortina, summit da Mattarella, bruciare le tappe con il commissario. Zaia e il sindaco Ghedina rilanciano la sfida. I tempi stringono, per gli appalti una procedura simile a quella di Genova. C'è stato appunto un incontro ieri a Roma per velocizzare le tappe, per bruciare le tappe della burocrazia ed evitare una figuraccia, ossia che l'Italia e Cortina e Milano non siano pronte in vista delle Olimpiadi del 2026. Per tagliare il traguardo ci vuole un commissario con i poteri speciali modello Genova, solo così si possono spendere bene in fretta i miliardi portati a casa dopo il trionfo della nomination a Losanna. Quindi appunto si è parlato di questo argomento. L'incontro ha riguardato sia il presidente Sergio Mattarella che il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini. A lui compete la nomina del commissario ad hoc, mentre nelle stesse ore il Consiglio dei Ministri ha messo ordine ai poteri speciali da assegnare in materia di appalti sulla appunto questione olimpica. Dopo il sogno e gli squilli di tromba si tratta di far partire i cantieri a Milano, Bormio, Cortina, in Val di Fiemme e Fassa. Giovanni Malagò, presidente del CIO e regista del successo a Losanna, ha ribadito che l'Agenzia per le Opere Pubbliche per i Giochi del 2026 non può restare ferma al palo. Quindi l'Agenzia realizzerà le strade e anche gli impianti sportivi. Federico D'Incà, ministro dei rapporti con il Parlamento, spiega la nuova norma, la norma del nuovo decreto che è stato licenziato da Palazzo Chigi ieri sera. Quindi un passo avanti su questo fronte, su questa tematica. La prima di Belluno è dedicata alla ferrovia per Cortina lungo la Val Boite. Abbiamo letto ampiamente prima sul Gazzettino questa tematica. Per quanto riguarda la questione ACC e la crisi dell'azienda zumellese, c'è un articolo a pagina 19. Zaia si dice ottimista, passi avanti per ACC, decreto alla firma ma non è finito ovviamente. L'atto infatti dovrà passare per MEF, Corte dei Conti ed Europa. Il governatore incontra il ministro Giorgetti, presto buone notizie, ha detto. L'articolo è di Paola Dallanese. Se tutto andrà per il verso giusto, penso che a breve ci saranno novità positive. Con queste parole il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato l'esito dell'incontro che si è svolto ieri a Roma, come promesso, con il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Un incontro romano che era stato promesso lunedì scorso dal governatore veneto e ai sindacati e che ribadisce la volontà di Zaia di salvare la fabbrica zumellese e i suoi 315 dipendenti. La novità è rappresentata dal fatto che la partita dell'articolo 37 del decreto sostegni è di fatto chiusa. Una buona notizia quindi, però bisogna ricordare che è arrivata la firma del Mise per il decreto attuativo, però ci vorrà ancora tempo perché tutto diventi effettivamente attuativo. Ci potrebbe volere almeno un mese, anche perché dopo la Corte dei Conti servirà il via libera della Commissione europea per dare avvio appunto ai finanziamenti di ACC tramite la garanzia SACE. Come è comprensibile, viste le condizioni in cui versa ACC, l'importante è che questi passaggi si svolgano molto velocemente. La speranza è che l'ok arrivi almeno entro i primi di luglio, altrimenti la fabbrica sarà costretta a chiudere e ad aprire la cassa straordinaria. E resta però l'incognita su cosa intenda fare il ministro Giorgetti di ACC. Su questo il presidente Zaia fa capire che c'è una soluzione, ma preferisce che a dirla sia appunto il ministro stesso. Apprezziamo l'energia con cui il presidente Zaia ha preso le difese di un patrimonio del territorio che può ancora contribuire in modo significativo allo sviluppo economico di alcune filiere chiave come quelle dell'elettrodomestico, ha detto a caldo il segretario della FIOM Stefano Bona. Dopo aver saputo l'esito appunto dell'incontro, siamo certi che grazie al suo presidio su Roma si sbloccheranno i finanziamenti, è stato detto. Contento del risultato il segretario della UILM Michele Ferraro. Grande applauso al presidente Zaia che ha dimostrato di essere uomo di parola, dice appunto Ferraro. E poi ci sarà anche l'incontro tra il prefetto che incontra i lavoratori lunedì con l'RSU di ACC e Ideal Standard. Il prefetto di Belluno Mariano Savastano ha anticipato l'intenzione di portare un saluto all'RSU e anche ai direttori dell'ex Ceramica e al commissario straordinario di ACC Maurizio Castro. Lunedì sono a Sedico per incontrare i rappresentanti dell'Unione Montana e di ritorno mi fermerò alle 2 fabbriche, ha detto appunto il prefetto. Ci spostiamo a Feltre. È fatta per i venerdì di sera, cambiamo decisamente argomento, l'estate in città, primo appuntamento il 9 luglio,
Era l'ultimo tassello da confermare nel ricco programma di iniziative, 4 concerti in Piazza Maggiore, tra una settimana la mostra dell'artigianato. Roberto Curto scrive questo articolo. Mancavano solo i venerdì di sera per andare a completare il ricco calendario di eventi e manifestazioni che riempirà l'estate della città. La conferma che la musica dal vivo, con bar e negozi aperti, accompagnerà le serate dei giovani, famiglie e turisti arriva dall'assessore al commercio Irma Visalli. La data d'esordio è fissata al 9 luglio con la consueta formula delle postazioni musicali distribuite in vari punti del centro ad allietare la serata di chi vuole ascoltare e di chi vuole solo ascoltare o di chi magari sorseggia un drink ai tavoli esterni dei locali. Non volevamo fare mancare questo ulteriore momento di socialità, spiega Visalli, e così, malgrado un calendario già fitto di eventi nei fine settimana, abbiamo deciso che era giusto chiudere il cerchio, quindi i venerdì di sera a Feltre si faranno. Andiamo avanti, ci fermiamo un secondo e riguarda sempre Feltre questo argomento, in questo caso sono i problemi della sanità. Per psichiatria l'ULSS cerca medici per non chiudere il reparto. Il piano dell'azienda sanitaria è stato presentato ieri ai sindacati di categoria, pronti 3 psicologi, se non troveremo i professionisti riorganizzeremo il servizio. Il solito problema della mancanza di figure professionali nella sanità bellunese. Al momento l'attività delle unità operative di psichiatria sia di Belluno che di Feltre prosegue regolarmente. In queste settimane stiamo lavorando contemporaneamente su più piani per reclutare nuovi specialisti. A parlare sono la direttrice generale Maria Grazia Carraro e la direttrice sanitaria Maria Caterina De Marco, che vogliono placare le tensioni che si sono create in questi giorni dopo le notizie della grave carenza di medici specialisti che interessa i servizi psichiatrici della provincia, in particolar modo quelli di Feltre. Ieri pomeriggio le 2 direttrici dell'ULSS hanno incontrato i sindacati che avevano lanciato l'allarme sulla situazione dei reparti. In primis lavoreremo per reclutare un numero adeguato di specialisti nelle forme con le modalità ordinarie e straordinarie che la situazione impone, hanno detto. Tutto ciò nell'ambito di un quadro nazionale di grande difficoltà di reperimento di specialisti. L'azienda sta anche rimodulando le modalità di lavoro con l'inserimento nel Dipartimento di Salute Mentale di 3 psicologi psicoterapeuti che integrano le equip mediche nella gestione dei casi. Si stanno ipotizzando piani riorganizzativi da attuare nel caso in cui anche le collaborazioni richieste ad altre ULSS non permettano di mantenere l'attuale articolazione. Quindi non buone notizie, non si prospetta niente di buono per quanto riguarda la psichiatria bellunese. Un'altra notizia di cui abbiamo letto prima al lancio, e cambiamo di nuovo argomento, siamo a pagina 27. A Sedico, investito in bici da un auto, è gravissimo un ragazzo. Terribile schianto ieri all'incrocio tra via Fornaci e la 203 a Gordina. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata. L'articolo è di Cristina Contento. Lo schianto mentre se ne va in bici investito da una mini minor che viaggiava lungo la Gordina. Un ragazzo minorenne di Sedico è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Treviso dopo un incidente che lo ha coinvolto ieri mattina attorno alle 11:15 lungo la strada 203 che passa davanti a Luxottica a Sedico. Il ragazzo era in sella alla mountain bike, percorreva via Fornaci all'altezza di Sport Team, il violentissimo impatto con la mini minor che viaggiava in direzione Sedico-Mass. Al volante un 29enne veneziano che si è visto praticamente volare addosso il ragazzo. Il velocipede è stato caricato sul cofano dell'auto e quasi ha sfondato il parabrezza della vettura proprio dal lato del conducente. Un impatto violentissimo. La dinamica dell'investimento è al vaglio della pattuglia dei carabinieri di Santa Giustina che ha effettuato i rilievi. Presumibilmente la causa è da ricercare in una mancata precedenza, un incrocio fra le 2 strade impegnate dalla bici e dalla vettura. Il ragazzo appunto è in prognosi riservata, gravissimo, all'ospedale di Treviso. Leggiamo l'ultimo articolo, il tempo a nostra disposizione è quasi finito, in questo caso ci spostiamo a Cortina dove si parla della riqualificazione dell'ex stazione. Il comitato civico alza la voce. Consultazione pubblica sulla VAS, ma anche il documento più importante, come fare osservazioni sulle varianti a un piano di cui non c'è l'originale. L'articolo è di Alessandra Segafredo. Il progetto di riqualificazione della stazione sta andando avanti con un iter confuso e anche poco chiaro. A dirlo i componenti del Comitato Civico Cortina, che hanno inviato una mail certificata all'amministrazione e all'architetto Carlo Breda, responsabili del procedimento, per denunciare la mancanza di documentazione per le osservazioni alla valutazione ambientale strategica. Il 23 aprile, ricordano dal Comitato, è stato pubblicato sul bollettino, sul BUR, nonché sul sito del Comune di Cortina, l'avviso dell'avvio della consultazione pubblica concernente la VAS
della variante al piano regolatore sulla proposta di riqualificazione dell'area della stazione. Nell'avviso si specifica che tutta la documentazione è disponibile negli uffici comunali in largo poste per 60 giorni, nonché pubblicata sul sito del comune. Tuttavia manca il documento più importante, ossia il piano su cui verrà fatta la variante. Risulta difficile presentare delle osservazioni a un piano oggetto di variante che però non si può vedere nella sua prima stesura, dice appunto il Comitato Civico Cortina. E con questo articolo l'appuntamento con la rassegna di oggi, l'appuntamento di oggi, scusate, con la rassegna stampa finisce qui. Vi aspettiamo come sempre anche nella giornata di domani mattina alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e poco dopo anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto un buon venerdì a tutti, un buonissimo fine settimana e ci rivediamo prestissimo. Grazie ancora per l'ascolto, arrivederci.